sul Siamo proprio buoni. del Napoli. Non granché. Io queste ciucciarie non le capisco a un certo punto. Sì, perché poi A un certo punto la ciucciaria. Vai, sto pallo! E come tattica tendenziale vedo che c'è il Brasile, grande palla interna di Caicedo. Viene incontro a no, brutto, io sai, tutto Leiva che è arrivato in anticipo proprio di Milinkovic da questa parte. Caicedo recupera palla, Caicedo su Fabian che se l'era fatta togliere, poi se la va a prepartire da dietro. Devi svegliare. Poi il taglio di Milik sul primo palo, va in porta Insigne. E trova la parata Ferrero di Allan che prosegue, grande giocata di Allan. Ancora uno contro uno, gli danno un po' di campo, prova ad andare, ancora Allan, il tiro. E non lo tiro dalla distanza. Quanto mi piacerebbe sentire quello che dicono come succede nel football. Perché l'arbitro che ha un microfono non deve far sentire a tutti? Guarda che sarebbe importante. L'apertura per Lulic, pronto a traversone, arriva Caicedo. No! Non resta lì, lo schiaccia Milinkovic-Savic, salvataggio di Ospina e Di Lorenzo. Restituito la palla innocua che deve avversari. Fabian Ruiz te ne devi andare a fare in culo. Cerca la giocata, ha recuperato bene. Che è successo? Qualcosa di interessante oppure niente? Niente? Niente di meno l'accappatoio del Napoli a coso. Cioè io sono un bambino piccolo folle e questi qua non buttano il sangue per me. Non capisco come è possibile. Quello proprio salta a pie pari, non lo vede proprio. Però se non salta quello succede Fabio magari. Allora è l'intenzione del fallo! Basta l'intenzione del fallo. Ma noi non siamo mai pericolosi. Facciamo arrivare un pallone a Milik, ma per sfizio. Giusto uno, giusto per vedere che lo sbaglia. Per lui all'interno dell'area di rigore. Fabiano, ma tu ti ricordi che il primo gol che hai fatto in Serie A è col destro a giro contro l'Udinese, col destro? Ma io quando la testa si spegne è proprio la fine. È proprio la fine. La palla secondo voi perché scorre lenta? Perché c'è la paura che una palla troppo forte fai scattare. Vedi? Fai scattare il contropiede avversario. Quello è. C'è una paura fottuta. E non siamo pericolosi mai. Dai, smentiscimi! Ecco qua, un bel assist di Usai, proprio un classico. Il sombrero di Usai! Io... Zelinski fa il movimento, Zelinski prova a girarla! Ma Cameron! Senza Mertens siamo di una prevedibilità. Non si muove nessuno si fa vedere. Siamo lenti nel giro palla. Non ci sono movimenti senza palla che fanno scattare le cose. Il famoso taglio di Cagliacon. Come lo facciamo se la palla... Gattuso, 70esimo, che facciamo? Un cambio? Lo vogliamo fare? Vogliamo dare un po' di imprevedibilità a questa squadra o continuiamo così? Perché è chiaro che ho il sospetto che a te sta buono 0-0, che sta bene probabilmente anche alla là. 75esimo, Gattuso, che facciamo? Vogliamo mettere Elmas centrale e togli magari Zielinski e dai una chance a Fabian da mezzala? Ma la para, of course la para. Mi ha fatti gol così, Insigne da là. Noccia miseria. Che brutta palla. Non devo metterlo. Eccolo là. Rischia Ospina su Immobile, perde palla, Immobile cerca la porta, Lazio in vantaggio. Credo che il gol possa essere vicino Immobile. No, ma poi al di là di Ospina stronzo. Questo non è un errore, la papera. Ospina là sei stronzo perché sei presuntuoso. Ma il recupero di mi pare di Lorenzo, l'aveva vista la cosa di Immobile così. E 99 volte su 100 tu la prendi e la riesci a spanacciare. Invece la prende che la tira lui a porta. Guarda che è tosta, quando le cose ti vanno proprio tutte male. Però è colpa nostra, dobbiamo essere, noi siamo i cecchini di noi stessi, perché qua sei uno stronzo. E là vedi, quante volte, cioè là entrava, ma se tu non vai così forte, magari ti metti solo a protezione, oppure cerchi di prendere. Però là è una questione di... non me la posso prendere con Di Lorenzo. E là stai preso dai turchi che sta arrivando il tiro a porta. Stai cercando di liberare. Ragazzi,
Se non andiamo in Serie B è solo perché ci sono un cumulo di squadre di merda prima di noi. Ah, è arrivato finalmente la sostituzione. Gattuso, sei anche tu un ciuccio. Basta, basta, perché ti stava bene lo 0-0 e a me no, a me no. E adesso il famoso equilibrio che tu predichi. Hai tolto Allan e hai lasciato il 4-2-4 un'altra volta all'Ancelotti con Fabian e Zelinski a centrocampo. E allora si strunzo pure tu. Ah, ma piglia 3 gol in questi 6 minuti. A così forza capire. Stai solo tu, guarda, non ti accompagnano nemmeno. Hai fatto buono a tirare! Hai fatto buono! Sei solo tu! I fantastici cross di Yusai! Elmas a 3 minuti dal finale. Entra Elmas. No, ma va bene. Tanto ognuno... Ah, perché Elmas è tipo... come si dice? È amuleto. Perché segna cosa sua, eh? Era autogol. Hai visto che Fabian ha cercato di fare fallo e non ci è riuscito? Mamma mia, che schifo. Insigne oggi non gli diciamo niente. Stava patendo. No! Da solo, piede e piede, che non sbatte nemmeno più. Inciampa sul pallone. Lozano, il nuovo inciampamma. Il nuovo Zemaili. 50 milioni di euro. Ma non chiamare falli di mano che non esistono. E qua siamo quasi in una situazione dove in un'altra epoca, in un'epoca zampariniana o di preziosiana, questo allenatore dovrebbe farsi la cartella anche lui. Perché su 4 partite ne hai perse 3, ti fai la cartella. No, voglio tengo che fa. Non è perché poi ne parliamo, magari domani o dopodomani con calma, perché sono parecchie cose da fare. Ne parliamo con calma perché la reazione basta e avanza. Questa volta basta e avanza, perché non ho più parole, non so più cosa fare. Questo è proprio, sono alla fine, sono alla frutta della cosa, cioè volevo anche trovare delle cose positive nel primo tempo perché c'era possesso di palla, sai, la voglia di impostare la gara, la Lazio, una sorta di cose che era successa alla fine pure con l'Inter che ci aspettava, ma è ancora più facile ucciderci, è incredibile, non fanno niente gli avversari, aspetta che il Napoli fa una cacata e il gol è fatto, no. Ne parliamo con calma. Ne parliamo, perché figurati se non ne parliamo. Però io mo mannaggia tengo che fare. Ci sono cose più importanti. Tutta la mia cameretta è tutta griffata a Napoli e questi fanno schifo al cesso. Meglio che devo pensare ai fatti miei. Statevi bene. Da New York Valerio Fluido è tutto per ora. Ma poi ne parliamo.